Mimmo Fontana è presente qui perché abbiamo saputo poco fa che il comune di Agrigento aderisce a questo sit-in. Diciamo che questa vicenda è la dimostrazione del fatto che ancora qualcuno non ha capito che oggi non si può più ragionare in termini di campanile. Dividere così due comunità che ormai da decenni vivono sostanzialmente in simbiosi, così come potrei dire la stessa cosa per Porto Empedocle, Realmonte, Aragona, Raffadali, vuol dire non aver compreso che oggi non dobbiamo parlare più di singoli comuni ma di un comprensorio agrigentino in cui le funzioni si continuano a scambiare. È evidente che noi dobbiamo chiedere l'immediato ripristino di una comunicazione veloce tra Agrigento e Favara, perché non è assolutamente possibile che una comunità di 35.000 abitanti che svolge moltissime funzioni nella città di Agrigento venga sostanzialmente tagliata via dall'abbattimento di un ponte come quello Petrusa. Quindi diciamo, noi siamo qui perché riteniamo di lanciare un messaggio che vale per questo ponte ma vale più in generale per tutte le infrastrutture di comunicazione che devono rendere sempre più efficaci gli spostamenti da Agrigento verso i paesi del circondario e dai paesi del circondario verso Agrigento. Tra l'altro abbiamo anche un'altra grandissima difficoltà che è data dall'impedimento del viadotto Morandi, quindi diciamo è una città completamente in questo momento monca. Sì, ma più che monca significa che rendiamo sempre più complicato sia per chi viene da Siculiana, Realmonte, Porto Empedocle, sia da Favara, raggiungere il posto di lavoro, raggiungere la scuola, con problemi che sono sotto gli occhi di tutti. La zona di Fondacazzo, che prima era un passaggio assolutamente secondario, ormai è totalmente intasata e dimostra di non essere adeguata per flussi di traffico così importanti. Ma guardi, la situazione è assolutamente vergognosa rispetto a questo fatto. Però il problema oggi è di natura generale, perché ci troviamo, così come ho avuto modo di dire in questi giorni, ad avere una viabilità cittadina che è diventata un rompicapo vero e proprio. Quindi tutta una serie di fattori che ci lasciano inermi rispetto a quelle che sono le esigenze generali della cittadinanza. Cioè oggi noi ci ritroviamo a non riuscire a comprendere come arrivare ad esempio nella parte nord della città di Agrigento a causa di questo evento. Però tutto tace, nel senso che i cittadini che si aspettano magari una pressione costante da quelle che sono le rappresentazioni amministrative maggiori, e mi riferisco ad esempio al sindaco Firetto, oggi c'è molto silenzio attorno a questa vicenda. E allora che cosa si fa? Bisogna mettere insieme tutte quelle forze sindacali, politiche, cittadine, in modo tale da reagire rispetto ad un'inerzia collettiva che ci fa stare sostanzialmente nel totale abbandono e degrado, perché la viabilità, che è un fattore importante, lasciarlo in questo stato di degrado e di silenzio, perché qualcuno qua deve intervenire. Avevano dato tempi brevissimi per la risoluzione del problema, ad oggi questo non è avvenuto. Il PD c'è perché dove ci sono i cittadini che soffrono dei disagi, soffrono la mancanza anche di collegamento tra Agrigento e Favara, che comunque sono collegate proprio per la mobilità anche lavorativa. Il PD ci deve essere. L'onorevole Iacono ha fatto un'interrogazione parlamentare al Ministro Del Rio e noi qua oggi ci siamo come partito, ma ci siamo come cittadini. Io ci sono personalmente perché soffro questo abbandono della viabilità, perché quasi ogni giorno faccio l'Agrigento-Palermo e vi assicuro che è un incubo. Quindi capisco chi vuole oggi protestare, perché non è possibile che un ponte, un cavalcavia viene abbattuto e non si pensa nel più breve tempo possibile di sostituirlo.